Buongiorno cari amici e benvenuti alle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo, come avete visto dal titolo principale, pensa a un futuro insieme, chiaramente insieme a voi. Quindi prima di fare queste mischiatina e giochetto e con le nostre sibille chiacchierine, chiediamo di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram. Chiaramente al Telegram alle 20:30 ogni lunedì c'è un percorso esoterico gratuito tenuto da Marietto Veneziano e il De Garda, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Adesso faremo le nostre sibille interattive con 3 mazzetti e voi dovete scegliere un mazzetto per vedere cosa rispondono alla voce pensa a un futuro insieme a me. Bene, diamo subito una mischiatina e vediamo se lui pensa a un futuro insieme, se ha dei progetti oppure è un farfallone, se è un bluff oppure è un poker tassi. Vediamo. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Bene, mettiamo le favori di camera, concentratevi, entrate in vibrazione con il mazzetto che voi preferite, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Vedete? 3, 2, 1. Eventualmente per concentrarvi potete anche fermare il video, metterlo sullo stop e entrare in sintonia col vostro mazzetto alla domanda pensa a un futuro insieme a me. Concentratevi bene, cari amici, entrate in vibrazione con il mazzetto più consono del vostro corpo sottile. E bene, iniziamo, via. Vediamo alla domanda pensa a un futuro insieme. Il nemico, conversazione, militare, allegrezza di cuore e il messaggero. Mettiamole bene a favore di camera e vediamo che qui subito parte con all'inizio questo soggetto, questo signore o questa signora era un pochettino dietro le quinte, un pochettino furbacchione, quasi un nemico, e poi con l'andare del tempo avete in un certo senso instaurato una certa intimità e conversazione e allegria, in un certo senso una bella intimità, un bel feeling, ma lui tiene sempre dei segreti, è un tipo un po' così birichino, dietro le quinte. Vedete, il nemico militare lasciano sempre presagire qualcosina che tiene nascosto, però voi con lui siete sempre in allegrezza e di cuore, cioè pensate e avete sicuramente dei progetti importanti, quindi alla fine ci sarà un messaggio. Molto probabilmente questa stesa è partita in salita, ma poi alla fine vediamo che è vero che ha dei segreti, ma si conclude con allegrezza di cuore e messaggero, quindi pensa veramente a un futuro assieme a voi, perché allegrezza di cuore e messaggero fa presagire che riceverete sicuramente nei prossimi tempi, nei prossimi 6 mesi, una conferma importante che questo militare, questo uomo dei segreti, anche se è partito male con un attimino di, come si suol dire, di indecisione, poi si è sviluppato tutto a vostro vantaggio, quindi penso che con allegrezza di cuore c'è qualcosa di grosso, importante, e sicuramente in futuro prossimo riceverete una risposta sicuramente interessante e positiva. Bene, questo è per la prima stesa, quindi a parte l'inizio che sembrava un po' inserita, poi la situazione dovrebbe risolversi. Vediamo la seconda stesa. Secondo mazzetto, bambino, dottore, fortuna, allegria e donna benedicata. Questo mazzetto invece è chiarissimo, Diciamo che l'inizio è nato qualcosa di veramente importante, semplice, ha avuto un attimino di arresto, ma poi con fortuna, allegria e donna maritata sono sicurissimo che questo il signore o la signora pensano veramente un futuro degno di nota insieme a voi. Sì, fortuna, allegria e donna maritata, sarete sicuramente una bella coppia felice, sicuramente avete lavorato bene tutte e due, avete fatto nascere qualcosa di concreto, e a parte un piccolo
come si dice, scivolone, tutto il resto è stato baciato dalla fortuna. Quindi il secondo mazzetto al vento in poppa, e potrei mettere la mano sul fuoco del mio vicino. Però vediamo il terzo mazzetto. Nemica, falsità, omaggio prezioso, artista e malinconia. Allora vediamo un po'. Qui invece la situazione è un pochettino traballante, perché vedete c'è qualcuno che sta remando contro e gioca brutti giochi, vedete, falsità, e quindi magari lui cerca un attimino di lusingarvi, ma io se fossi in voi starei attento, anche se usa omaggi preziosi, però vedete che poi voi alla fine sarete un attimino in difficoltà, anche se lui gestisce la cosa in modo geniale, però non fatevi in un certo senso abbindolare o in un certo senso come si suol dire, ingannare sarebbe un vocabolo un po' forte, ma illudere, perché vedete, nemica, falsità è una situazione veramente in salita, perché vedete, omaggi preziosi è anche positivo, però la scatola aperta con davanti falsità vuol dire che qualcuno ha cercato di rubare qualcosa a voi, e lui sicuramente gestisce la cosa in modo geniale, ma voi alla fine resterete purtroppo con la felicità perduta. Quindi nel terzo mazzetto io direi che la situazione è un pochettino estremamente in salita. Se fossi in voi non crederei molto alle sue lusinghe. Quindi ricapitoliamo molto velocemente: il primo mazzetto una salitella, ma poi vediamo i risultati positivi. Il secondo mazzetto molto molto positivo, baciato dalla fortuna e dall'allegria. E il terzo mazzetto, non fatevi ingannare dai suoi atteggiamenti, perché non si va lontano, quindi direi estremamente in salita e difficoltosa la cosa per un futuro insieme. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!